raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, siamo ad Assen nell'Università della Moto, fioi, speriamo veramente di fare una bella gara, qualificazioni non positive, gara veramente difficile, staremo a vedere, speriamo un po' di bagarre, un po' di casini, la barra verde non c'è più, hanno fatto un nuovo aggiornamento da 5 giga, speriamo, bene. Gran Premio d'Olanda all'Università, motociclismo, vai, partenza da 18esimi, purtroppo sono basito di questa qualifica. Per carità, possiamo recuperare in gara, però non sarà semplice, perché quando sapete che basta pochi colpi e la moto è guasta, si guasta e moriamo. Tanto perdiamo 2000 posizioni anche oltretutto. Oltre a fare schifo in qualifica, facciamo schifo anche in gara, attenzione. Siamo 20esimi, abbiamo perso 2 posizioni. E la moto è lenta, la moto è lenta, la moto è lenta, la moto è lenta. Se fai delle qualifiche così è durissima però. Mamma mia, poi rischiato veramente la penalità e di cadere. Dobbiamo rischiare raga, se no non arriviamo neanche 15esimi, neanche obiettivo scuderia, ve lo dico. Fuori culona, l'ho visto che è andato un po' lungo. Guarda il coglione, guarda il coglione, mano che cazzo. Mamma mia che schifo! Ma cosa sta succedendo? Fermo perché? Dopo belle prove, Sachsenring male, però vabbè almeno abbiamo preso i punti lo stesso. Ma qua in Olanda lo schifo più totale. Neanche 15esimo probabilmente qua sto rischiando, ovviamente non ho nulla da perdere, tanto, cioè di tirarmi e arrivare al 20esimo cambia poco. Vai cazzo, dai di grinta, vai di cuore, vai di cuore. Vai di cuore, se adesso ho visto. Avevo la benzina a zero, ma zio cane. No vabbè, questo è un vaneggio della scuba, che cazzo? Ma perché a zero? Grazie, ho 18 giri di autonomia, mano che credo. Non riavvio perché sono onesto, ma che due coglioni. Cazzo vado lento come un porco, guarda che roba, sono un obesoide, ma non che credo. Guarda, sono senza parole, raga, sono senza parole. Benzina curiosa. Stiamo recuperando adesso, quantomeno stiamo svuotando il coso, ma abbiamo sprecato un giro e mezzo lungo. Che sto rischiando, non ho nulla da perdere perché siamo in una condizione di classifica disastrosa. Il 10° posto dell'obiettivo campionato si sta allontanando in maniera importante, purtroppo. Abbiamo escargot. Abbiamo Miraggio, escargot 2. Mamma mia, la sto buttando in cacciara proprio. Mi danno anche la penalità di 2 decimi. Peggio di così non può andare. Disastro assoluto ancora. Adesso arriva lui. Ma zio sa. No, poi gara buttata anche questa. Gara buttata. Gara buttata, la moto non sta più in piedi, ciao. Mi ritiro, tanto c'è niente da fare. Secondo ritiro consecutivo. I risultati finali della classe MotoGP. E adesso si fa pesante, ragazzi. Si fa molto pesante adesso. Si fa molto pesante, vediamo la classifica, ci vede 12esimi, 38 e 24 punti di svantaggio.
E compriamo questo, sembra più forte. Allora. Va bene raga, un saluto dal commendone veneziano, veramente sono veramente deluso perché vabbè, Saxari per fortuna è andata bene lo stesso, ma comunque sono caduto a ritiro, secondo ritiro di fila, situazione non facile di situazione brutta perché siamo 12esimi sull'obiettivo che è il 10° posto, onestamente abbiamo 24 punti di svantaggio. La vedo un'impresa abbastanza disperata, noi ci proviamo, però raga, l'è dura. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao!